Si distingue tra gentile e cappuccia. Parliamo dell'insalata di Lusia, unica lattuga in Europa ad aver ricevuto il riconoscimento dell'IGP, l'indicazione geografica protetta. La zona di produzione comprende parte del territorio delle province di Rovigo e Padova. Ha fusto corto, molto carnoso, sul quale si inseriscono le foglie. Ne esistono due varietà. La cappuccia possiede foglie grandi, compatte e lisce, con il margine interno di un colore verde brillante. Il peso del cespo varia da 200 a 500 grammi. La varietà gentile invece ha foglie bollose con margini frastagliati di colore verde chiaro, variabile in base all'andamento climatico. Il peso è leggermente inferiore e va da 150 a 450 grammi. La coltivazione si effettua sia in pieno campo sia in coltura protetta. Nella fase di trapianto si utilizzano piantine con minimo 3 foglie e si mettono a dimora con una distanza tra le file di 30-40 cm. Da questo momento fino al superamento della crisi di trapianto, in assenza di piogge, si interviene irrigando 1 o 2 volte al giorno. Una volta che l'insalata è arrivata a maturazione, avviene la raccolta. Segue poi la tolettatura, cioè la pulizia del cespo con l'eliminazione delle foglie basali che viene collocato nei contenitori utilizzati per la vendita. Entrambe le operazioni si eseguono in campo, allo scopo di evitare ulteriori manipolazioni, che comporterebbero un deterioramento qualitativo del prodotto. La lattuga viene poi trasportata nel centro aziendale del produttore dove verrà effettuato il lavaggio. Si completa con l'ultimo passaggio che è il confezionamento in contenitori trasparenti. Deve essere ben visibile il marchio IGP. La storia di questo prodotto d'eccellenza è lunga e legata al territorio polesano. L'orticoltura a Lusia è iniziata nei primi anni del 1900. In queste zone i terreni sono caratterizzati da strati di sabbia molto spessi, trasportati dalle piene dell'Adige nei secoli precedenti. La tipologia dei campi non permetteva la coltivazione delle colture tradizionali come grano e mais. Terreni fertili e leggeri, la disponibilità d'acqua per la vicinanza al fiume Adige sono state le basi per lo sviluppo dell'orticoltura ed in particolar modo della coltivazione dell'insalata. La falda superficiale dell'acqua viene mantenuta costante a 1 metro di profondità grazie ad un sistema di canali artificiali. Questo rende possibile la coltivazione di verdure in tutte le stagioni. I sali minerali dell'acqua presente nel terreno conferiscono al prodotto una sapidità particolare, tale da rendere possibile il consumo senza alcuna aggiunta di sale. Non serve molto condimento per degustare l'insalata di Lusia IGP, giusto un filo d'olio. Si accompagna a secondi piatti a base di carne o pesce, ma può essere un gustoso piatto unico abbinata ad altra verdura cruda, a legumi, tonno o formaggi. È apprezzata dal consumatore per la leggerezza, per la sua buona conservazione e per l'assenza di fibrosità. Oltre che essere buona, l'insalata di Lusia IGP fa anche bene. È ricca di ferro, calcio, vitamina A e C, acido folico, fibre ed è famosa per le sue proprietà depurative.